Signore e signori, buongiorno, io sono sempre Giusy Bonaccini e questa è un'altra puntata di Pota. Come vedete siamo sulla Corsarola, che è la via più importante, è il Cardo, vero? O il Decumano? Non lo so, aiutatemi voi per quel che riguarda la città alta romana. Io però volevo portarvi all'inizio della primavera, o meglio, alla primavera inoltrata, perché alla fine di marzo, di solito il 30 o il 31 di marzo, nelle nostre campagne e soprattutto nelle nostre montagne, perché la primavera in montagna arriva lievemente dopo, perché ovviamente le fioriture sono un po' in ritardo, si celebrava proprio l'avvenuto arrivo della primavera. E lo si faceva con la scasada del Mars e con la tirada di Tole. Ora c'è già un'altra scasada nell'anno ed è la scasada del Semerù di Ardesio, che voleva dire cacciare via gennaio, che era il mese più freddo dell'anno, ma lì la primavera non era ancora arrivata. Invece a marzo, alla fine di marzo, la primavera è arrivata. E cosa si faceva? Per esempio a Zogno i ragazzi, ma anche gli adulti, andavano girando per tutte le vie del paese e battevano con i cucchiai di legno, con dei bastoni, su dei barattoli di metallo, su latte e lattine, provocando un frastuono enorme. E poi si ritrovavano per riempire il paese di rumore proprio sulla piazza principale del paese. Quando però ci fu l'avvento delle automobili e quasi tutte le famiglie avevano un'automobile, ci si metteva d'accordo sull'ora, si teneva pigiato il clacson di tutte le macchine, si tenevano i motori al massimo dei giri, anche quelli delle motociclette, quindi davvero il frastuono era generale. Una cosa del genere si faceva anche in Valle Imagna, a cui però ai barattoli, alle lattine si aggiungevano anche il suono dei campanelli, dei campanacci e delle campane. Ma qui il rumore incominciava piano piano, cioè qui, poi là ancora, ma piano piano si aggiungevano frazioni, si aggiungevano paesi, fino a che il frastuono occupava tutta la valle. Pastì e pastù, me ne avvidaggio il buco.